10 anni fa il Consiglio regionale all'unanimità aveva abolito le province, adesso il centrodestra ha deciso di reintrodurle. A questo punto bisogna cercare di gestire le cose nel modo migliore, quindi capire effettivamente a cosa serviranno queste nuove province. Io credo che ci sia un'emergenza su tutte, e cioè la situazione in cui si trovano i comuni del Friuli Venezia Giulia. I comuni sono in una condizione assolutamente precaria, non riescono ad avere personale, non riescono a spendere i soldi che hanno fermi nei cassetti. Non dimentichiamo che oggi c'è circa 1 miliardo di euro fermo nei cassetti dei comuni perché questi non riescono a cantierare le opere, scuole, piazze, strade, perché mancano i geometri in ufficio tecnico, perché mancano i ragionieri, e quindi c'è una difficoltà molto grossa da parte dei comuni. Le province riusciranno ad aiutare i comuni? Non lo so, dipende appunto che funzioni gli verranno attribuite. Certo è che rieditare le province del passato, come ha dichiarato più volte di voler fare l'assessore Roberti, che ha detto chiaramente che i confini delle province saranno quelli precedenti, quindi avremo le province di Gorizia, di Pordenone, di Udine e di Trieste, che le funzioni che avranno saranno a partire da quelle che avevano in precedenza, quindi viabilità e edilizia scolastica, funghi, non si sa bene quali saranno. E c'è un'altra questione che andrà definita molto velocemente, cioè con che personale funzioneranno le province. Cioè, porteremo via ancora personale dai comuni per mandarlo a lavorare nelle province, arriverà personale dalla regione. Spero anche che si riesca in questo percorso a far dimagrire un po' la regione, nel senso che oggi la regione è diventata davvero una cosa gigantesca, con più di 3.000 dipendenti, è arrivata a dare i contributi da 2.000 euro alle Proloco. Questo oggi sta facendo la regione e io credo non debba essere il suo compito. Il compito credo che dovrebbe essere un compito dei comuni, francamente, perché insomma, se i comuni riescono a strutturarsi bene, ad essere aggregati anche con le comunità, una volta c'erano le UTI, l'assessore Roberti l'ha chiamata comunità, insomma delle forme di aggregazione devono essere trovate e io credo che quanto più potere trasferiamo ai comuni, facendole funzionare meglio è.